L'abbraccio dei tifosi a Giorgio De Lazzari e a Walter Frandoli, di ritorno dal vertice di Cassugana, con la firma del sindaco Giampaolo Gobbo sulla lettera di gradimento per la cordata di imprenditori guidata da Edi Sartori. Alle 11:20 il calcio a Treviso torna in gioco per un posto in Serie D, anche se i termini per l'iscrizione sono ufficialmente scaduti ieri. Speriamo che il Treviso abbia questa opportunità, che riesca ad avere questa ultima chance per poter essere iscritto alla Serie D. I termini dell'accordo. Ma lasciamo perdere, andiamo in cerca sempre dei particolari, l'ho detto prima, l'importante è avere la moglie. Anche le vittorie sono sempre qua. Il primo vincitore è di certo Giancarlo Gentilini, che stamane all'alba, dopo la visione dei TG della sera e la lettura dei quotidiani, ha convocato personalmente a Cassugana i rappresentanti della cordata. Questo è stato possibile perché la cordata ha rinunciato a chiedere il Tenni non avendo la disponibilità, ma con l'intesa che appena avrà i denari daremo lo stadio Tenni. Lei ieri ha detto: se fossi stato sindaco io avrei agito in maniera diversa. Queste sono cose che si dicono. Io sono un sanguigno e attacco, e le frasi alle volte hanno dei risultati. Nel mirino di Edi Sartori e della nuova cordata, ieri era finito anche l'assessore Andrea De Checchi, accusato insieme al sindaco Giampaolo Gobbo di aver cambiato all'ultimo le carte in tavola. Evidentemente nella nottata o in giornata probabilmente il signor Sartori si è anche chiarito su quelle che erano le reali disponibilità della società, tant'è che non hanno chiesto lo stadio. Da parte vostra c'è stato qualche errore? Ma io direi che quando si cerca di salvaguardare il patrimonio di tutti quanti non si fanno mai degli errori. Ora si attendono la risposta del presidente Abete e la soluzione della questione stadio.